Concentriamoci ancora sull'agroalimentare, ma questa volta andiamo nelle campagne del Tarantino, dove l'emergenza idrica insiste. Non basta la pioggia dei giorni scorsi a salvare la stagione irrigua che sta per arrivare. Grande preoccupazione degli agricoltori, e di questo parliamo con il direttore di CIA2 Mari Taranto Brindisi, Vito Rubino, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, saluto i radioascoltatori. Rubino, allora, la pioggia dei giorni scorsi non basta, è necessario un intervento perché gli invasi, almeno nel Tarantino, sono ancora a secco. Si rischia davvero di mandare all'aria un'intera stagione di lavoro? Diciamo che non sono gli invasi del Tarantino, è l'irrigazione del Tarantino che è a rischio, perché come lei ben sa noi siamo dipendenti dalla Basilicata per quanto riguarda l'acqua. Quindi il problema è che si trascina da qualche anno, e quest'anno per esempio nella diga di Monte Cotugno alla data di ieri abbiamo circa 65 milioni di metri cubi in meno. Quindi se noi immaginiamo che la diga di Monte Cotugno è a duplice attitudine, irrigua e potabile, rischiamo di arrivare durante l'estate con grossi problemi. Certo. Ovviamente l'altra questione seria è quella della diga di San Giuliano, che è ancora in manutenzione. La galleria non sappiamo quando, se e come termineranno questi lavori, e quindi c'è il rischio che nemmeno quest'anno, così come accaduto lo scorso anno, riusciremo ad attingere il 50% di acqua, perché noi siamo, per quella diga siamo comproprietari come Puglia. Certo. E quindi ecco perché siamo Rubino, mi aiuti a capire una cosa. Il rischio della mancanza di acqua, quanto in fretta può devastare, tra virgolette, l'attività di un anno? Quante aziende sono a rischio? Da questo punto di vista, come soprattutto le istituzioni possono intervenire? Diciamo che siamo già in ritardo. Noi già durante l'inverno, nel mese di ottobre e novembre, avevamo lanciato l'allarme di adoperarsi affinché si trovassero delle soluzioni. Senza acqua non si fa agricoltura, quindi le aziende che riescono ad essere autonome da questo punto di vista sono fortunate, quindi riescono a portare a termine la coltivazione. Però coloro i quali attingono acqua dai consorzi, dal consorzio, adesso consorzio Centro-Sud, o dall'Arif, se manca questa risorsa rischiano le colture di saltare e si rischia di non riuscire a produrre. Insomma, dobbiamo comprare acqua fondamentalmente. Ma diciamo si tratta di gestire, di razionalizzare. Peraltro si parla da tempo di utilizzare le acque reflue, però purtroppo andiamo molto a rilento con queste attività, con queste azioni, e quindi occorre accelerare e cercare di recuperare il tempo perso. Per esempio il 23 ci sarà, finalmente hanno rimesso in pista di nuovo l'invaso del Pappadai. L'invaso del Pappadai può essere una valvola di sfogo, nel senso che quando c'è troppa acqua nelle dighe della Basilicata, anziché buttarla a mare, può essere invasata in quella diga. E quindi questo il problema, è che ci sono molto spesso accade che piove, l'acqua va a finire a mare perché non viene recuperata. Chiaro. E quindi poi quando c'è bisogno di acqua siamo invece a secco. Un'ultima domanda flash, Rubino. Lei ha detto siamo già molto in ritardo, ma siamo ancora in tempo o è già troppo tardi? Diciamo che bisogna attivare immediatamente, da subito, delle azioni, perché poi peraltro ricordiamo quest'anno si vota in Puglia, e quindi poi questo diventerà sicuramente argomento di scontro, argomento di campagna elettorale. Noi non vogliamo ritrovarci in mezzo a queste situazioni, e quindi occorre intervenire nelle prossime settimane, perché peraltro se dovesse scoppiare il caldo così come noi auspichiamo, a brevissimo sarà necessaria l'acqua per le colture. Grazie a Vito Rubino, direttore di Saluto CIA2 Mari. Buona giornata e buon lavoro, Rubino. Buona giornata.